Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo dietro le quinte del Teatro Eden, più precisamente nei camerini. Teatro Eden a Treviso, dove tra poco andrà in scena uno spettacolo, lo spettacolo di presentazione di un libro, Un calcio all'amore, che vede come autore Luca Pinzi. Luca, nell'insolito ruolo di intervistato, Un calcio all'amore, partiamo dal titolo di questo libro. Beh, intanto io ringrazio ovviamente, possiamo dire, la nostra trasmissione Cronache Trevigiane per l'opportunità. Un calcio all'amore sviluppa un tema, il tema del bimbo, di un bimbo, Paolo, 15 anni, che vuole solo giocare a calcio e si scontra e si infrange invece sul muro di un adulto, il proprio allenatore che non va d'accordo con il padre di Paolo. Da questo scontro tra adulti ovviamente la scossa, il cortocircuito va a colpire il bambino. C'è un punto, secondo me, cardine del racconto, dove l'allenatore fa una promessa a Paolo che non viene mantenuta. E lì ecco il calcio all'amore del piccolo per lo sport, il calcio all'amore che l'allenatore dovrebbe avere per insegnare uno sport, il calcio all'amore del genitore che troppe volte è un amore soffocante. Una storia quindi di sport, di promesse non mantenute, di rapporto tra genitori, figli e allenatori. In questo caso, com'è nato questo progetto? È un progetto nato da un altro libro, La sostanza del mostro sono io, dove si parla di dolore, sofferenza, quel dolore che aiuta a crescere, ma che se troppo forte, se è un dolore troppo importante, ovviamente se la persona non è preparata può davvero lasciare dei segni. Da qui si è sviluppato il tema di questo dolore nello sport, il dolore che colpisce tante volte i nostri figli e che magari noi genitori non siamo nemmeno in grado di decifrarlo. Che messaggio vuoi lanciare con questo libro, Luca? Intanto abbiamo, sdoganato un po' questo tema. Il messaggio lo spiega bene anche la prefazione del libro, che è affidata alla penna e alla testa di Paolo Crepè, e alla postfazione di un altro ospite di oggi, Maurizio Crema, giornalista e scrittore, che ha davvero scritto con il cuore. Io dico che abbiamo creato un sito www.lucapinzi.com, dove ci sono anche dei capitoli dei libri, dove ci sono altre informazioni che potrebbero aiutare meglio a far capire il tema. Benissimo, allora grazie Luca, basta così, adesso intanto ti liberiamo per andare a fare questo spettacolo che noi seguiremo con attenzione e avremo ai nostri microfoni, come dicevo prima, tanti ospiti. Adesso ci guardiamo un servizio di Cronache Trevigiane e poi di nuovo qui al Teatro Eden. Ecomake sbarca a Treviso. L'evento internazionale dedicato a materiali e tecnologie per l'edilizia sostenibile farà tappa il 23 e 24 febbraio al Sant'Artemio, sede dell'ente provinciale. 2 giornate per altrettanti convegni che porteranno nella Marca autorevoli esponenti del mondo della green economy. Ecomake, che ha esordito lo scorso anno come fiera espositiva dell'edilizia sostenibile, per questa seconda edizione cambia veste, diventando una manifestazione convegnistica itinerante. Come ci spiega Michele Noal, presidente del Consorzio per lo sviluppo della bioedilizia, ente promotore dell'evento, obiettivo di Ecomake è diffondere una nuova cultura nel territorio. Vorremmo far transitare attraverso questo evento un approccio diverso, un cambio anche culturale che è necessario non solo dal punto di vista, ripeto, economico, ma anche e soprattutto rispetto alla qualità della vita del nostro ambiente. Il programma della manifestazione, consultabile all'indirizzo www.ecomake.it, si svolge tra Treviso e Verona in 3 importanti appuntamenti. Il primo di questi in particolare sarà un convegno che vedrà protagonista l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS presenterà a Treviso in anteprima nazionale alcuni studi sulla salubrità dell'aria all'interno degli edifici, a testimonianza di come i rischi per la salute non vengano solo dalle più comuni forme di inquinamento dell'aria aperta. Che cosa significa qualità dell'aria all'interno dei nostri edifici dove lavoriamo, dove si va a scuola, per capire purtroppo che anche questa ha delle grosse ripercussioni sullo stato di salute delle persone e ahimè anche in alcuni casi, quando parliamo di scuola, anche ovviamente per quanto riguarda i bambini.
EcoMake, un evento che vuole lasciare il segno valorizzando la cultura della sostenibilità in edilizia. Non è solo un modo per promuovere idee e progetti all'avanguardia nella tutela della salute pubblica, ma è anche un laboratorio fervido di proposte per dare nuova linfa al settore edilizio, tra i più colpiti dalla crisi economica. Bisogna sicuramente passare attraverso una riconversione dei nostri centri urbani, pensando alla riqualificazione degli edifici storici, pensando non solo alla qualità della salute, alla qualità anche dell'economia, ma anche pensando ad esempio al turismo. Pensiamo a che cosa significa ristrutturare i nostri piccoli paesi che magari sono abbandonati o quasi tali. Questo significa consentire di mettere in moto un volano economico assolutamente importante in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo anche in provincia di Treviso. E ben ritrovati dunque dal dietro le quinte del Teatro Eden, dove tra poco andrà in scena questo spettacolo, la presentazione di Un calcio all'amore, un racconto di Luca Pinzi. Abbiamo qui Maurizio Crema, giornalista del Gazzettino, che ha curato la postfazione del libro. Quindi Maurizio, un giudizio da lettore intanto. Beh, che è un libro scorrevole, veloce, diretto, l'ideale per i ragazzi e anche per i genitori. Prima lo leggeranno i ragazzi, spero, e anche poi i genitori. Un po' i ragazzi per capire i rischi a cui possono andare incontro quando fanno attività sportive da un certo punto di vista, e poi i genitori per capire anche come ritrarsi o avvicinarsi a questo mondo dello sport. Deve essere un divertimento ed è anche un'occasione di crescita, giusto? È fondamentalmente un'occasione di crescita. Impari a conoscere il tuo corpo, impari a stare con gli altri, impari anche che possono esserci degli agguati, dei tranelli, purtroppo, nella vita, e questo ti permette anche di diventare adulto. Il protagonista è un adolescente, 15 anni, e ha il momento proprio del passaggio, no? La crisalide che deve diventare farfalla, la persona che deve diventare più adulta, più cosciente di sé, indipendente. E lo sport ti aiuta, ti può anche affossare, come diceva Crepè, anche affondare da un certo punto di vista. Però se tu superi questa fase, che è uno dei tanti problemi che puoi superare nella vita, sei un po' più forte, sei un po' più maturo, puoi affrontare la partita, la delusione, la sconfitta, perché lo sport insegna anche a perdere, ed è una cosa che noi nella nostra società abbiamo dimenticato, credo. E un consiglio allora per saper affrontare al meglio anche le sconfitte e anche i percorsi più ardui? Partire dall'idea che una sconfitta è un'esperienza e quindi un momento per imparare. Riconoscere i propri errori ci porta a superarli. Credo che sia una questione che dovremmo avere sempre in tutta la vita. Da adolescente è ancora più fondamentale, perché da adolescente ogni errore sembra epocale, definitivo, ultimo. E invece no, continuiamo a sbagliare fino a 80 anni, 90 anni, per cui figurarsi. Quindi in bocca al lupo e divertitevi. Grazie a Maurizio Crema, noi ci salutiamo qui, ci vediamo un servizio di cronache trevigiane e poi ritorniamo con tanti altri ospiti qui al Teatro Eden per la presentazione di Un calcio all'amore. A più tardi. I progressi della zootecnia al centro di Fiera Agricola di Verona, dove Veneto Agricoltura ha presentato i risultati di Riduca Reflui, progetto voluto dalla Regione Veneto. 3 anni di sperimentazione che hanno fornito agli allevatori un ventaglio di soluzioni tecnologiche, logistiche e gestionali per salvaguardare i processi produttivi, rimanendo nei limiti imposti dalla direttiva nitrati. Un progetto che di fatto ha trasformato la questione dei nitrati da problema a risorsa, portando a risultati tangibili, come spiega il professor Giustino Mezzalire. Sono risultati sia tecnologici che economici che mostrano la fattibilità, quindi quelle che magari fino a ieri potevano essere delle idee che lasciavano dei dubbi eccetera, adesso sono state attentamente misurate, valutate, comparate in modo da dare ai nostri allevatori una serie di percorsi che permetta appunto di trasformare il problema in risorsa. Risultati che rappresentano un prezioso strumento per l'amministrazione pubblica al fine di valutare l'impatto delle attività zootecniche sull'ambiente e sul territorio e ovviamente un'ulteriore opportunità di crescita e ammodernamento per il settore agricolo, sostiene Paolo Pizzolato, amministratore unico di Veneto Agricoltura. La possibilità di poter però mettere in moto questi progetti, e li abbiamo visto con tante aziende privatistiche modello sulle quali abbiamo sperimentato, ci permette di avere nuove fonti di energia a livello aziendale, ci permette di creare nuovi posti di lavoro, ci permette soprattutto di ben sperare, di ben vedere nei confronti di questo mondo che tante volte viene un po' bistrattato dalla politica, ma arrivato secondo anche quest'anno, così come l'anno scorso, dopo il settore turistico, dove tanti giovani si stanno rivolgendo. Nuovi posti di lavoro, nuove opportunità, ma soprattutto
soprattutto un'agricoltura molto più pulita e moderna di una volta. Nuovi strumenti dunque a servizio dell'agricoltura, comparto che vive di alti e bassi. Da un lato la crescita occupazionale con un più 8% di giovani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, dall'altro le difficoltà derivanti dalla situazione economica e dallo scarso appoggio delle istituzioni, governo Unione Europea in primis. I tagli del 40% imposti dalla PAC e l'aumento delle accise dei carburanti infatti gravano sui lavoratori del settore, un settore tuttavia capace di trovare nuove risorse al proprio interno, aggiunge Paolo Pizzolato. Veneto Agricoltura ha sperimentato a Valle Vecchia l'utilizzo dell'olio di colza con speciale additivo, non costa nulla, può essere prodotto all'interno delle aziende, può essere riciclato, che qualcuno dia un segnale pesante per dare la possibilità al mondo dell'agricoltura di poter utilizzare fonti alternative di energia, altrimenti non faremo altro che pagare solo tasse e un po' alla volta questa gente demoralizzata lascerà e abbandonerà queste aziende. Siamo dunque rientrati qui al Teatro Eden per la presentazione di Un calcio all'amore, romanzo, racconto di Luca Pinzi, un romanzo di sport, di gioventù, e abbiamo qui un ospite autorevolissimo, Riccardo Pittis, bandiera della Benetton Basket, un grandissimo testimone per questo libro che racconta un tema che tu conosci molto bene, cioè crescere nello sport. Lo sport per me ha rappresentato una parte fondamentale della mia crescita morale, lasciando perdere quella fisica. Quei valori che lo sport, che solo lo sport probabilmente può insegnare, quei valori che ahimè purtroppo ogni tanto si dimenticano. Dobbiamo proprio cercare di tornare a ritrovarli per poter vivere lo sport come deve essere vissuto, cioè come un divertimento. In questo libro si parla di un tema soprattutto, ovvero del rapporto tra genitori e ragazzi. Tu, diciamo, nella doppia veste, insomma, di genitore e di ex atleta, come senti che debba essere interpretato questo messaggio, questo tema? I genitori sono una parte fondamentale ovviamente nella crescita di un bimbo, però purtroppo si vedono delle scene che io definisco agghiaccianti, dove ci sono partite di bambini di 11 anni con i genitori in tribuna che insultano gli avversari piuttosto che spingono i propri figli a intervenire, a fare dei falli cattivi sugli avversari. Quindi ecco, dobbiamo proprio tornare, anzi cancellare tutte queste pessime abitudini che si stanno formando e che si mutuano da quello che poi, ahimè, si vede in televisione. Quindi il libro di Luca Pinzi, diciamo, può essere anche un po' una medicina? Spero proprio che nella sala di stasera, dove ho visto tanti bambini ma anche tanti genitori, spero che il libro di Luca possa veramente colpire al cuore. E ce lo auguriamo anche noi. Grazie Riccardo Pittis. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità e rientriamo qui poi al Teatro Eden per la seconda parte di Cronache Trevigiane. E siamo rientrati al Teatro Eden qui a Treviso per raccontare questa storia, una storia descritta da un libro, Un calcio all'amore, il libro di Luca Pinzi, e abbiamo qui un ospite veramente d'eccezione, Damiano Tommasi, capitano storico della Roma, ora presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Damiano, insomma, la domanda qui viene naturale, insomma, tu una grande carriera da professionista. Qui si parla di ragazzi che giocano a calcio, che inseguono un sogno. Cosa si deve fare per diventare un grande professionista come te? Ma non ci sono segreti, il fatto che il grande professionismo sia comunque attento al calcio giovanile è perché tutti prima o dopo sono passati da giocare con un giocattolo magico che è il pallone, che poi è diventato l'attrezzo di lavoro per tanti e non per tutti, soprattutto perché sono molti di più quelli che questo attrezzo, questo giocattolo lo continuano a girare tra i piedi, ma spesso e volentieri diventa un uso deviato quando come nella storia di Paolo, è motivo di sconfitte della vita, di
di vissuto nero, buio e di difficoltà anche a rapportarsi con i propri familiari. Una passione che appunto investe tanti soggetti, chi lo gioca, i genitori di chi lo gioca, i tifosi, insomma ci sono tante persone che partecipano a queste emozioni. Questo libro un po' cerca di raccontare anche questo groviglio di emozioni. Come si gestisce poi? Ma non è semplice, perché si inserisce dentro questo anche il fatto di imparare a fare i genitori, che non è sempre facile, non è sempre lineare, e per molti è anche un problema quando come genitori si fanno ovviamente dei passi falsi. Imparare ad essere genitori e seguire i propri figli nello sport è forse un tema che va affrontato anche da parte di chi questo sport poi lo gestisce, quindi i presidenti delle società dilettantistiche, gli allenatori, quanti ruotano attorno alle squadre di ragazzini e quanti si dedicano volontariamente senza scopo di lucro, senza essere professionisti a dedicare il proprio tempo libero all'attività ludica e sportiva. Questo libro è consigliato a chi gioca, ma anche ai genitori di chi gioca, dunque. Ma sì, questa è una delle tante storie che parecchi purtroppo vivono sulla propria pelle, e ne racconta una chiave di lettura e anche di soluzione che è sicuramente illuminante, e potrà esserlo per parecchi che sono chiamati in causa da questo libro. E grazie dunque a Damiano Tommasi. Noi ci fermiamo qui per vedere un servizio di cronache trevigiane e poi torniamo per sentire altri ospiti intervenuti alla serata di presentazione di questo libro, Un calcio all'amore, di Luca Pinzi. A più tardi. L'energia di marca sbarca a Vicenza. Ascotrade, la società trevigiana leader nella vendita di gas ed energia elettrica, ha inaugurato un nuovo ufficio commerciale, il primo al di fuori della provincia di Treviso. Un mercato in cui Ascotrade conta già circa 100.000 clienti e un territorio in cui l'azienda si è distinta con iniziative a favore dei cittadini che subirono danni per l'alluvione. Ce ne parla il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. L'evento drammatico dello scorso anno, non siamo rimasti silenti e siamo intervenuti nei confronti dei nostri clienti che ci erano stati segnalati dai sindaci delle località colpite, e a questi abbiamo rimborsato il consumo invernale del gas dell'anno 2010-2011. Non solo servizi di qualità e tariffe vantaggiose, Ascotrade si distingue dalle società concorrenti per la vicinanza al cliente e al territorio, come ci spiega il presidente Busolin. Noi ci confrontiamo con le nostre tariffe, che sono sicuramente concorrenziali, puntiamo molto nel post vendita, puntiamo nella professionalità dei nostri clienti, verso i nostri clienti. Noi non abbiamo multinazionali, i nostri proprietari sono i comuni della provincia di Treviso, e questo non ci fa mai dimenticare la nostra matrice pubblica, che ci permette anche di approcciarci in modo rispettoso nei confronti dei nostri clienti. Il nuovo ufficio a Vicenza porta ai cittadini una nuova opportunità per la scelta del rifornimento energetico, ma anche nuove opportunità di occupazione. Un messaggio positivo da Ascotrade in periodo di crisi economica. Ecco il commento di Stefano Busolin. Per noi fare impresa significa ovviamente anche creare benessere, e arrivare a Vicenza significa creare almeno nuovi posti di lavoro. Per noi sono 10 commerciali che avranno opportunità di trovare un'occasione per trovare un nuovo posto di lavoro in un momento particolarmente difficile, e questo mi pare un'attenzione importante da parte di chi fa impresa. Ed eccoci ancora al Teatro Eden, siamo alle fasi conclusive di questa presentazione. Abbiamo qui un ospite d'eccezione, il mister Beppe Pillon, già mister del Treviso, allenatore del Chievo in Serie A. Mister Pillon, la domanda qui cade a fagiolo. Qui si parla di ragazzi che si cimentano nello sport, cercano di crescere nello sport. Qual è il ruolo dell'allenatore dunque? Ma c'è un distinguo da fare tra allenatore di prima squadra e allenatore del settore giovanile. Diciamo che l'allenatore del settore giovanile deve essere, oltre un bravo tecnico, anche un bravo educatore, capire i ragazzi perché sono nella fase di crescita, perciò è un ruolo molto importante che probabilmente nella nostra federazione non è così tutelato come dovrebbe essere. Come si gestisce anche il rapporto con i genitori, un allenatore magari di prima squadra che si trova con un giocatore comunque molto giovane in squadra? I genitori vedono sempre il ragazzo come il futuro
Baggio o futuro grande campione e magari si medesima nel suo figlio, e questo non deve succedere. Il calcio deve essere uno sport di gruppo dove si sta bene nello spogliatoio, dove c'è un confronto quotidiano con i ragazzi, dove c'è del rispetto e dove ci sono delle regole da rispettare. Perciò credo che questo sia l'aspetto fondamentale per un ragazzo che deve crescere, che deve imparare. Se poi ha delle qualità importanti, se ha delle qualità che viene fuori, che ha la possibilità di andare nel grande calcio, ben venga, però questo deve essere messo in secondo piano dal mio punto di vista. Cosa si può imparare da questo libro di Luca Pinzi? È un libro da consigliare ai ragazzi che vogliono comunque cimentarsi nel gioco del calcio, che è un sogno di tanti ragazzi italiani. Ma più che ai ragazzi, ai genitori, agli allenatori, ci sono degli spunti molto interessanti che fanno capire molto. Chi legge questo libro capisce da sé dove può aver sbagliato l'allenatore e dove può aver sbagliato il genitore. Benissimo, grazie a Mister Pirlon, lo salutiamo e ci vediamo un servizio di cronache trevigiane e poi di nuovo qui al Teatro Eden per le conclusioni. A più tardi. Dal fascino di Venezia alla meraviglia delle Dolomiti, passando per i 1000 tesori come le ville e le città d'arte offerti dalla pianura, i turisti premiano il Veneto e lo scelgono sempre più come meta favorita. Nonostante le difficoltà economiche del momento, i dati sulle presenze nei primi mesi del 2011 evidenziano un aumento delle presenze turistiche, come spiega l'assessore regionale Marino Finozzi. Abbiamo dati interessantissimi per i primi 8 mesi del 2011. Abbiamo avuto un aumento complessivo oltre il 12%, con punte dell'oltre il 50% per quanto riguarda gli arrivi che hanno in qualche modo premiato i paesi emergenti. Brasile, Russia, Cina e India sono le 3 realtà che stanno crescendo di più. Se il 2010 ha registrato quasi 14 milioni e 600 mila arrivi, come evidenzia il bollettino sullo scenario economico presentato dalla Regione nell'ottobre scorso, le cifre sul periodo gennaio-agosto 2011 confermano il mantenimento di un trend più che positivo. Abbiamo già raggiunto oltre gli 11 milioni di arrivi nei primi 8 mesi, un aumento importante per quello che è il mercato classico delle nostre spiagge, delle nostre destinazioni turistiche, il mercato tedesco, che lì siamo aumentati del 7,5% e credo sia un aumento importante visto che da lì arrivano i milioni di turisti che ogni anno scelgono il Veneto come meta turistica. A sorridere sono soprattutto le città d'arte e i percorsi naturalistici che si confermano anche a settembre tra le mete turistiche preferite, ma non mancano i fondi per potenziare l'offerta turistica, soprattutto in montagna. Nel 2012 dovrebbero essere bloccati dei fondi europei che permetteranno ai nostri impianti di risalita di ammodernare le loro strutture, di renderle sempre più sicure e sempre più legate a quelle che sono oggi le esigenze del turista della neve. E siamo dunque alle conclusioni di questa giornata che ha visto la presentazione del libro di Luca Pinzi, Un calcio all'amore. Tantissima la gente qui intervenuta, il pubblico numerosissimo ora si trova qui sul palco del Teatro Eden a degustare il buffet con cui si è chiusa la giornata e noi chiudiamo gli interventi dei nostri ospiti con Carmelo Cutruffo, presidente dell'associazione Il Delfino, che ha partecipato a questo progetto editoriale, giusto? Sì, noi abbiamo partecipato come associazione per dare una mano a Luca per cercare di promuovere la figura dello psicologo sportivo all'interno delle società. L'obiettivo è ambizioso, ma a piccoli passi, con umiltà, cercheremo di portare avanti questo progetto. Ecco, perché potremmo dirlo, una parte dei ricavi di questo libro andrà comunque destinato per progetti per l'infanzia, giusto? Certo, noi non vogliamo che la figura dello psicologo, io lo chiamerei più dell'esperto nella gestione a livello educativo, sia qualcosa di dedicato solo ai club che hanno una potenzialità economica importante, ma vogliamo dedicarlo anche alle piccole società. Quindi abbassare i costi in modo che anche il bambino della squadra di calcio qui fuori abbia la possibilità di avere una figura, un professionista che possa eventualmente mediare le proprie difficoltà o che possa dare una mano all'allenatore affinché non ci siano altri Paoli in giro per la provincia. Noi praticamente facciamo servizi per l'infanzia, abbiamo attività ludico-motoria ricreativa, mi piace sottolineare le parole ludico-motoria ricreativa perché facciamo giocare i bambini, facciamo che il bambino cresca attraverso il gioco, che apprenda
a livello educativo quello che di solito si viveva una volta negli oratori, quello che si viveva nei campi di calcio, nella strada, attraverso attività strutturate nelle scuole. Noi proponiamo i nostri pacchetti educativi nelle scuole dell'infanzia, scuole elementari, facciamo progetti per genitori, formazione genitore, formazione insegnanti. Quindi abbiamo cercato di sviscerare e lavorare sull'aspetto educativo, nell'aspetto motorio, ludico e ricreativo. Questo è il nostro progetto. Su questo si colloca un nuovo nato, un centro medico 018 che ha raggruppato al proprio interno una serie di professionisti, di medici, pediatri, psicologi, pedagogisti, fisiatri, appunto dedicati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, per cercare di risolvere quelle problematiche che ogni famiglia si trova nell'affrontare sia dal punto di vista medico, psicologico e educativo. Benissimo, grazie dunque al presidente Cutrufo che ci ha dato un motivo in più per comprare questo libro, Un calcio all'amore. Siamo davvero alle conclusioni, Cronache Trevigiane finisce qui, ci rivediamo la prossima settimana, stesso ora e stesso canale, grazie. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.